confessare. Stiamo a confessare? Sai, perché per ora io stanno pensieri maligni che mi passano cucire via. No, quando c'è maligno comienzo c'è Padre Antonio che lo scaccia e confessiamo, ne pigliamo il cavo per una però bello piezo che hai segnato un sacco di che fare. E quando mai? Quando vai a confessare io, lei ha sempre premura. Hai premura, però a te non ti faccio pago, senti secca, 50 centesimi ogni 10, un peccatino male. Grazie. A te gratis, gioia mia, sì. Ancora. Patapim, patapam, pataram, param, pam, pam. Ok. Dimmi i tuoi peccati, chi pensieri maligni facessi? Padre Antonio, io, i miei pensieri maligni, invece sopra lei. Su di me? Sa, Perché? perché lei la gioia che meresse, che aveva licenziare da sguagliarenza, per pigliare sa mia a ciavagliare il carincia. Non si sguidasse, non so come fece ma E come faccio a dimenticarlo, tua mamma? 20 anni di onorata carriera come perpetua. Però, cara mia, se tua madre poi si ammalò e un po' ti travagliare più, qui non è che è mia, E poi ricordati che quando ho assunta Enza, tu eri ancora a scuola, se no avessi pigliato a te, giusto? non capivo, Padre Antonio, ma io ho bisogno di travagliare, io campare pure a mia madre. E come lei sa, io padre, un naio. E se non lo faccio io, che lo deve sapere? Ma poi dico io, vorresti sapere perché sto tranquillo non abbandonato? Io c'ho domani a mia madre e te mi risponde che io sul mio figlio era un peccato. Lei che è padrino, la sa sapere non so cosa significa. No? Lo so. Certo che lo so. Allora, ragioniamo. Tu come fai di cognome? Adamo che è stato il primo uomo sulla terra. Fu chi caso fosse a me la gemonezza del... E quindi è stato il primo uomo che ha fatto il peccato. Tu, essendo che ti chiama Adamo, sei figlia del peccato. E tutto il discorso... Bello, giusto? Ma che sta vogliando tanto? Faccio solo, che se la viste avanti, ma ce l'ha tante di più temporate, faccio ma stanno quando la faccio quanto malone. Maria, sei sotto la compressione. Ma non ci vuole. Vabbè, ora io ti assolvo dei tuoi peccati e tu, come penitenza, ti dici 30 Pater Nostro e venga Ave Maria cominciando dalla adriessa. Questo ti vedi più di te. Ti assolvo, patapì, patapà, parapam, pam pam. Ok, però non devo fare più pensieri maligni sopra di me, va bene? Vabbè, ci provo. E ora ti chiama contessa, a così ti buschi su un euro. Ma quale 20 euro, Padre Antonio? Schida, sembra una 5 euro, c'è dire pure grazie. È bello ticchia chissà, è proprio una ticchiata. Enza? C'è, Padre Antonio? Ma chi schifiola comprivata? Ma io stavo cavagliando, Padre Stava Antonio. cavagliando? Ma lei che sta? C'ho parere, sanno? Devi che ti confessasse ora. Senti che fai? Va a chiamarci la contessa che sa fare l'unghia e poi spaggiamoci da rincia, poi se ne che c'è qualcuno che sa fare l'unghia, va bene? Va bene, Padre Antonio. Lo vedi, cara Mariella? Io ti voglio aiutare, però mi devi dare tempo, calma. Capivo, ma io voglio sapere quando è pace e lei mi va aiutare. Vabbè, però non è che ti affessare ora, non ti preoccupare che se lo so te lo dico, va bene? Guardami secca. Io sogno, Mariella. Sì, sono in tutti casa a fare l'ugna. Manco io. Io mi ho chiamato l'ugna e non ho bisogno di niente. Ma cosa ne faccio? Ma allora, se sta così, me ne vai. Ma che stai a che lui non me la fa. Ma com'è? Ora ci disse come mi vuole fare, non te. Ma lei com'era? Ma poi io volessi sapere, ma lei, cucciumista ne fate mia? Io chiamo Enza per fare l'ugna
aumentare la tazzone dei primi, chissà fa sempre una vera come un guidaro. Sì, ma tutto questo io non capivo che fare. Assettati e fammi a minchiora. Vabbè, piglia butta la scala e ci ha fatto subito. Che ha chiesto? Mannaggia roba, Padre Antonio! Come va? Troppo bella, alla grande. E Pavarotti, come sta? E no, facilante le fai. Bene. Padre Antonio, io c'ho a dire una cosa. Dimmi, Luciano. Io nella casa mettere le spalle. Sì. Ma che dici, Luciano? Smettila. C'è qualcuno che trama contro di me. Sì, Piero. E Saccio pure quello. Un corracino, un maniaco, senza. E io mi volevo fottere la zita Nunzia, l'amore mio. Ma lei come si spiega che un uomo affascinante come me che ha girato il mondo, vuol dire, il da manco da via, e il da adesso maniaco, ce ne puoi? Ma chi dici tu, caro Luciano, devi insistere col torto, Ancora ci cantava una canzone da me composta. Ah, così anche. Ma va bene, sì, Sì. Ma fammi No, questo che è bello. musica, maestro! La donna mobile, i veri sutta, son di canzini, la chiara e sopra, e una guardara, ricento chila, ma io a pienso, ramatina sera, la donna mobile, ranticariato, son di guardini, si consumato. Si consumato. Bella, ma soprattutto romantica. Infatti. E te che te risi? Ma zeccolate un po' là. Vuol dire, ne devo scrivere forse qualcuna più romantica, sicuramente. Tu ancora. Ora, ti vado a pensare e me ne... Ah, a proposito, Padre Antonio, mi ha scritto Pavarotti. E ancora non ce ne risponduto. Se ci può dare questo. Va bene, ci pensa lei. Ci penso. Oh Luciano, l'amico mio. Ora ci aspetto. Ok, io vado a scrivere, a comporre. Parlami d'amore, non zio, tutta la mia vita sei tu. Ma vedi la confusione non ci vedi niente. Sogno non ha avuto di fierro. Meno male che pagano profumatamente. E io, ciao, che fossi davanti. Bengiorno, funna stava Sì, tutta Mariella. una magliere cavalca. Io voglio vedere pure. Ma di pronto? Certo, se facevo un bello giro capogallo e se ne dei film nei capogallo. Amore. Quale va? Ma lei pure, Padre Antonio sempre. Padre Giuseppe. Ma come vuoi a finire? Io ti dissi, tanto coeda, da spicciare, a fare piesso, tanto a vira a chissa, con queste mano carute, ma cosa ci metti cementa in mano a giusto? Ma sì, se ne hai visto bene uno, buono niente, così ti devi l'avanze. Non si preoccupare, che stai finendo ora attacco con lei. Da cominciate a dire però, Antonio! Sì. Ma mi resiste una cosa! Ma come vuoi a finire con Kiddo nuovo? Vieni! No! Chi è tu che viene? E da dice che sta dormendo. Sì. Minchione! Sta dormendo! Io che la cosa sei vivito!
Sì, peccato. E dorme. Appena vedo tante chi. Picciottetto e dorme. Scusate, dici che c'è chi deve chiusa l'ugna e un gruppo mi sono incainato, ma come che Antonio! Ma me ne scelse che hai chiesto che non avviene la lista? Ma cosa ti compiuta, Antonio? Io, che mi è venuto un capito, la macchina che cade non mi può contenere le cacciuola, che disperazione, adesso che fa? Ma che fa baccare? Perché ti ha costato bello che mi ricade, va? Che è successo? io capito, ma c'è arrivato qui, ma Antonio, io di sta casa, sta trovando io, mi vai, è buono cosa, mio Mario, Ma io non capisci una cosa. Ma nella casa di riposo vuole un picciottino di 30 anni, io non lo so. Io finivo con testa, hai meno sta vuota, 10 euro mi potete dare. Ma puccinini se ti lasciate, io ti posso dare 10 euro e fai il troppo. Sì, niente nemmeno 3 euro se piglia Bologna e se va a fare tutti 5 su 15 euro. Ma le canate che le cane quasi a te me vedo, come invece ero Bologna. Ci voleva fare, questa bene tutta bene c'è ingaccia di chiave. E chi sta? Appena mi vanno a chiamare, mi vanno a fare... Lara, c'è un po' che consegno sempre bicchieri adesso. Sai, quanto me ne voglio mangiare e battemela. E lei, non si squida di mia. Arrivederci. Come ho fatto a squidare lui? Ma si può disperare 4 gocce pure a Ido nel camera. Pare facile la vita di un pallino, non è così facile come tutti pensano. No. Poi a combattere con queste proprio. Vabbè, anch'io ti stanno attendendo. Sveglia! Ma mica scantare, ma come scimonetto? Non stava non parlare. Me levo capito perché onestamente ti stiamo venendo un capo. Prego, Pina, buongiorno. Buongiorno, padre Antonio. Me ne sta trovando la zia. Sì, e tu, lei lo sa che io ognuno senza avere la mia zia non ci posso stare. Non è la bicchiaretta mia, non è. Come stai, zia? Ma io così in buona compagnia, zia. Tale, si finisce per fottere di me piccolo. Io da un'ora fa 20 euro per fare l'avventura. Zia, ma come te le dire che mia, i tuoi piccoli non mi interessano, zia. Io ti voglio bene e basta, senza nessuno scopo, zietta mia. Per cuore. Ma mi dice una cosa, ma per caso che so figlia? Lei sta un po' lei, vuoi dire? Io figlio un naio. Chi stemme, niputitina, a sangue suga. No, diciamo noi che c'è l'unica nipote che viene a trovarlo spesso. Alla stessa parlare, padre Antonio, alla stessa parlare che purtroppo una vita è così. Fai bene, che marito ne viene? Eppure ci posso dire una cosa, signorina Tina. Pina, mi chiamo Pina. Ma scusa, signorina Tina. Usa perché hai un figlio schietto che cerca moglie. E lei potesse fare a caso suo, perché un bambino da, ma a me piace isso, lei sa perché. No, grazie. Sono messi per lei, che tanto io già sono impegnata. Un settimana sa. Ma poi che settimana sa? Su Virizzi canciasso opinione. È un masculazzo con tanta esperienza sulle spalle, zia. Vieni, carapina, perché ci vuole un bel mascolo, te marito e tassi insieme, sì. Chi dico pure io, padre Antonio? Vuoi dire io 40 anni a picca stai facendo filina? Di mia. Ti puoi rammentare tanto io realo. Non te ne posso fare,
no, mi sta capendo? Un cinnè, piccolo, un cinnè. Zia, ma io pretendo niente di tia. Io voglio solo a tua casa. Tanto ormai tu sei qua, che ti vieni a fare? A tenere la chiusa, da bella casuzza, non peccato. Ne ho tolto io, ne ho tolto io. Uvieni perché vedi me ne puta, uvieni perché vedi. Scusasse, ma lei qua Sempre pagando. Ecco, non ce la posso dare la cosa. Lei è proprio balzata, signorina Pina, è balzata. Per te non regala così cose si da Cristiani. Ma prima la facesse muovere e poi se la piga sta qua. Ma fosse buono che volesse prima tu, fosse buono che volesse prima tu. Oh, vuole prima messo tu. Da chi ma perché non si fa un fulone, non si fa sto buttato di fame, che si misca, nemmeno i scusi si misca. Tu vuoi la chiave? Tecca. Maria, zia, sono io per Maria che sono emozionata, mi vedi piangere. Ma chi mi sarà mica per la porta? Sì, la toppa vecchia. Chi ci dice canciare la toppa e i chiavi l'hai solo io, né l'ugno e nudo. Sta maledani a casa, va affittatilla, va affittatilla. Io ti dice la contessa, va a casa, va fittatelo. Ma si può sapere chi sto qua? È un nuovo ospite, Pina. Giovanni, scantato. Ma per una brutta di cose della mia. Ma non c'è mai assaggiata. Vedi come sei nata, è meglio che te ne vai, che poi troviamo un momento giusto, vattene. Padre Antonio, io in sta casa ci lasci fare bello presto, perché se da più è lui che io me le spalti con una voce se nipote, lo suo marito, caretta, non ce ne fotte niente. Ci vazzi una scusa per mandare a Mezzia da Rincia, che c'è a fare una proposta. Carabino, ti ringrazio per la proposta, dico è vero, tu ancora diciamo che qua ciù la mi mangia, la carne è carne, però senza padrino sogno un po', è giusto, Ma Antonio, ma che capio? Io c'ho a fare una proposta di picciole. Enza! Signorina, lei può andare perché la zia ha bisogni fisiologici da espletare. Sì, io me ne vai, Uzietta. Stammi bene, dammi una patata, zia non mi cuore, ciao. Un bacio di giura mi sta dando, un bacio di giura. Ma come è sonata, sono puta finata, sono quale giuda, ma come è sonata? Ma lei si vuole fare i fatti sua, si vuole fare i fatti sua. Chi c'è, Padre Antonio? Allora, porta la contessa in bagno che deve fare l'atto grosso. Vabbè. Contessa, è l'ora dello svuotamento. Ma io non ne fare niente, non ne fare niente. Ma cosa le pazze va? Ma è cagare, ma non riesce a morire. Ma che ce l'ho detto io, Contessa? Ma mi dice una cosa, ma tanto mi dice ma la contessa sto atto che va a fare, come ne vorrò bianco? Azzurro, cavallo. Vieni qua, ora fai una cosa, vieni con me. Pica tu giornale, da 7 qua e te leggi il giornale bello tranquillo. Ma io sto atto, ma come la fare sto a tirare? Ma io non più a sto atto. Ah, siesta non ti muovere, e fatti i fatti tua. Vieni qua, Padre Antonio, io cristiani tinti nella mia vita ne ho conosciuto tanti, ma come a me zia mai, Padre Antonio mai. Mai, non ti preoccupare, andiamo il dunque. Che tua cosa si tratta? Ma chi era manzacchiddo? Ti devi imbambito, puoi parlare, non ti preoccupare. Tu dici lei. Allora, siccome lei, in funzione di prete, ha la capacità di convincere i cristiani, se lei mi fa intistare a casa di Mezzia prima che da più gli occhi, io ci regalo 5.000 euro. 5.000 euro? 5.000 euro? Ci pare una picca.
Quanta? Facciamo 20.000 e non ne parliamo più. Come si suol dire, fai bene poi e c'è a parrini. Carapina, fai conto che con la mia opera di convincimento da poco puoi ir a carriare, non ti preoccupare. Speriamo bene, Padre Antonio, perché io, mezzito, ci dissi che già sul mio proprietario era casa. E sì, dove non capisci con nebbiero, mi lascia tempo un secondo, Padre Antonio. No, non ti preoccupare, tutto a posto. Cosa sta facendo Filippo? Ce la posso dire nato? Padre Antonio. Vai, Padre Antonio, me. Lei che potesse pigliare la coppia da rincia un bel oriento all'esame. Scusa, ma fino ad ora che ha fatto? Hai fatto 20 sabote, cosa fa? Ci capisco io, Padre Antonio! E che ha capito? Ma che capivo che guardo le volte sotto la contesta, chicco. Puoi stare tranquillo che hai capito male. Vivo la salute e giungo non tocco. E poi un signore da messa a castellare sarebbero che sei. Guarda come va a fare, Padre Antonio! Ma va a fare vuoi? Caccione con io, mamma. Ma va a fare? Se ne mi fai stare il suo messaggio e se me ne togli la segnalantura 1500 euro io, comparo. Ma sei Giovanni? No, non fa 1500 euro indietro. Un paio? No, che c'è? Contessa! Non mi ho consumato, Padre Antonio! E fine di 1500 euro. Ci razza, non dice che si sibi! Che ce la sei? Vabbè. Però se parli di rognole e monzoni in anticipo. L'altra cosa ci voglio dire. Ah, Io stasera voglio mangiare pesce a spada, voglio mangiare. ma il suo non va a piglio pesce a spada. No. Contessa! No, pesce a spada. Padre Antonio, io me ne voglio. Mi raccomando, ci facessi mettere una firma bella grande, Padre Antonio, bella grande ce la va a fare mettere. È bello presto, mi raccomando. Va bene. Arrivederci. Amore, la vedo così. Eppure ci poteva domandare che sai, come pensa? Ma com'è che ancora il dottore non è venuto? Ma dimmi una cosa, oh! Ma perché sei così elegante? Che sei matrimonio? Ma con la matrimonio? Oggi si va a caccia! E tu da così? E un fucile non è? Ma che c'entra un fucile? Io vai a cacciare. Ma che gente sono? Mi conosci? Queste sono le certe femmine! Ora che sei femmine pure la scelta! Niente, non ho capito niente, io vai a cacciare femmine, no? Ora c'è. Hai un appuntamento con una polacca di 40 anni. Una polacca? E chi c'ha fuori che la polacca? Ci gioca la nascondi. E cosa mucce tutte rotte? Ecco, ma cutecchiolla, e così capisci o no? Non mi hanno dottore ancora. Ma perché aspetto tutto da la polacca che c'entra il dottore? Ma non ho capito niente. Ma dai la pennola blu, la polacca. Stai capendo? Ma perché non te la cancia bene con me? Questa è un'amica che ha finito un mondo. E per cui sta prendendo la mia figlia, lo sciroppo mi posso pigliare perché la figlia non ho paura. Ma lei sta triccia che è meglio, non ce l'ho. Ma come la vedo? Ugo! Ma dove stai andando tutto intellecchiata così? E si caghi a caccia la gente prima anche. Con solo insieme! Non sai queste cose sono pericolose per te! Pericoloso, tu! Voglio muovere puntiante. Amore, per essere aprirlo, che se ne dai tu se ne va un altro occhio. Ma tanto, ma che fate? No. C'era stata ticchietà, che tanto... Caro Ugo, tu sei un peccatore appena viene da confessare. Ah, ticchietà. Che io non ci avevo pensato! Ecco qua, Ugo!
questa di qua la devi prendere un'ora prima del discorso. Mi raccomando, un'ora prima. Ecco. Ma che cancio volo, non era proprio. Hai visto che è efficace? Vai tranquillo. Vabbè. Me ne vai che già è tardi. Vabbè. E poi è tornato con più. Lo saluto, non verremo più tardi, Dottor! Chi sei chi do nuovo? Vogliamo conoscere una bella visita insieme, dottor! Allora, lei si chiama Giovanni, vero? Allora, ci sei, andata a signor fuori. Ma dimmi una cosa, ma cosa accusa? Che cosa accusa, caro dottore? Cantona! Fate Antonio alle puttane! Eccolo Pagianzone! Ma bravo lì, non è come pensare, no? Non te ne stavi? Non l'ha visto. Di che cosa soffre? Ma poi se facciamo prima dire che cosa è con sopra! Dottor! Aveva bisogno di tante medicinali, aveva bisogno! Aracio, c'è mangiare aracio. Prima misura la pressione. C'è cariata. Ma dottore, ma sono un dottore! Ma mazza mi sono non ho usato! Mira che sono poca insieme! Ma tanto! 127 su 70, ma che c'è scrivere? Isa! Di un picciottello! Isa! 180 su 100! Ah, personiamo già! Ma picchiavi una persona? No, sono uscito perché vendono a fuoco! Non è la persona! Io la guardo solo le mani! Ma? Vabbè! Controlliamo pette e spalle! E vediamo qua come! Ma sicuro sapere a fare un dottore! Mi spadda a posto! O cuore! Uguale! E sasistola! A te niente! La mia! Aria ne fa! Ah! La buona cosa non mi chiede a così, morire! Ma tanto stavo dicendo io e ne faccio lo signore tu! Ma che la chiesa, ma che? Dottore, allora spieghiamo! C'è troppo pino l'iniezione! Adesso c'è a dire per Antonio! Aracio, Adesso c'è a dire no! invece tu, dottore, aracio che iniezione, perché avevo quello bordato, hanno fatto male! Ma Antonio, chiama su dottore, non posso cadere! Addosso le cazzo! Non posso cadere! Ma... Non sappiamo c'è ancora, non c'è ancora! Allora, insomma no, aspetta solo, io sogno già possiamo come neghi, alzare a sentire chi sempre che canta, si mettesse una patata a bocca,